coronavirus. E primo accordo siglato in Veneto sui tamponi rapidi. A Verona l'ULSS e i medici di base fanno squadra. A ciascun camice bianco che ha aderito all'appello della Regione vengono consegnati i kit veloci. Il presidente Zaia dice l'obiettivo, che diventerà presto realtà, è il test fai da te da fare in casa. Matteo Mokorovicic. La possibilità è prevista dalle nuove linee guida regionali contenute nell'ordinanza del 2 ottobre scorso. 4 giorni dopo la firma di quel testo, la notizia della prima intesa arriva da Verona. L'ULSS 9 ha stretto un accordo con i medici di base. A 50 di loro, sparsi in 5 comuni della Bassa, consegnerà 50 nuovi test rapidi ciascuno, per testare soprattutto studenti e personale sanitario. Un'intesa che risponde alla logica di fare squadra contro il coronavirus, cercando di stanare il Covid, di non chiudere classi e di facilitare la vita ai genitori che per un tampone devono affrontare ora lunghe code ai punti prelievo. L'ULSS, peraltro, in questi giorni ne ha inaugurati 3 di nuovi. Medici di base e pediatri, 120 in tutto, hanno già dato intanto la loro disponibilità a recarsi in questi spazi per effettuare i test non soltanto ai loro assistiti. Siamo riusciti a mettere insieme questo sistema che di giorno in giorno si modifica, perché alcuni punti sono stati trasferiti, altri si trasferiranno prossimamente. Un po' di pazienza, perché è un evento catastrofico che non è mai successo ed è chiaro che non tutto può essere così semplice come nella vita normale. In collegamento da Roma, il presidente della regione Luca Zaia ha ricordato che sui tamponi le cose cambiano di giorno in giorno, i test sulla saliva a breve e poi quelli fai da te. E il nostro obiettivo finale è quello di arrivare al test in autosomministrazione, nel senso che sarebbe bello, ma sarà realtà, pensare di dire ai veneti abbiate tutti dei test e quando capita si fa il test